Siamo al Museo Carà assieme al presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Renzo Codarine. Siamo all'interno della mostra Città Nascoste che si potrà visitare fino al 16 di febbraio. È una mostra che ripercorre la storia dei campi profughi. È una mostra molto particolare perché accanto appunto all'esposizione di immagini, piantine, è una mostra che però, come dire, percorre anche una strada che molto guarda al ricordo, che molto guarda alle memorie, ma che cerca anche, in fin dei conti, no, Presidente, di spiegare che cosa erano i campi, perché dei campi profughi insomma, le nuove generazioni conoscono poco e credo che questa sia una delle ragioni alla base della mostra. Sicuramente il far conoscere è la cosa più importante. Sicuramente che i campi profughi a Trieste, che ce ne fossero tanti o tanti posti, non si sapeva, ma neanche i figli, i nipoti di chi è passato in questi campi profughi. Oggi, a tanti anni di distanza da quei fatti, è corretto che si conosca, che i nipoti conoscano dove sono finiti, dove sono nati i loro genitori, dove hanno dovuto vivere i nonni dopo che sono andati via dall'Istria, perché fa parte della vita, fa parte anche della vita e della storia della nostra città, del nostro territorio. Conoscere anche questo aspetto che è stato impattante. Pensiamo che 80.000 sono venuti dall'Istria a Trieste e quasi più di 60.000, i numeri esatti non si hanno, sono poi anche rimasti, quindi di fatto il tessuto triestino è stato stravolto da questo, però non si conosceva, non si sapeva. Questa mostra è stata fatta proprio per far conoscere in questi anni in cui questi sono argomenti tranquilli. Molto si sa del campo profughi di Padriciano, anche perché nel frattempo è divenuto anche un museo. Alcuni si ricordano del Silos, logicamente, per esempio sulla mia generazione, anche un po' per sentito dire, perché gli ultimi campi chiusero nel 75, quindi insomma io essendo nato nel 64, mio papà non fece campi, come si diceva quella volta, per cui insomma si sapeva di alcuni di essi. Tra i meriti anche di questa esposizione c'è proprio quella di come dire, dare anche una sorta di geografia dei campi, no? Non solo dell'ubicazione, ma anche proprio di tutte le strutture che magari per periodi anche brevi, sono state utilizzate proprio per accogliere gli esuli. Sì, perché molto si parlava che a Trieste sono passati tanti esuli, che c'erano in tanti posti, ognuno si ricordava di qualche posto o perché c'era passato o perché qualcuno glielo raccontava, ma una geografia completa di questo, un Atlante completo, non era mai stato fatto. E questa l'abbiamo fatto per la prima volta, anche cercando di far identificare, laddove oggi non è più possibile, ma con delle coordinate geografiche che con i telefonini oggi si può trovare, il posto esatto dove c'era un campo profughi, perché ormai tranne Padriciano non c'è più niente, ecco, sì. E ce n'erano addirittura 15, che appunto come ha detto, l'ultimo è stato chiuso nel 75, che è proprio questo, dove fra l'altro sono nato io, questa era la mia baracca, e quello delle Noghere, qui c'è il Monte d'Oro per identificare, qui oggi c'è la Mercedes, una piccola zona industriale. Questo fu chiuso, venne costruito nel 54-55 e fu chiuso nel 75 addirittura. Poi approfondiamo anche questo, però per chiudere il discorso di prima, la cosa più meno nota e più impressionante per certi aspetti è sottolineare che per un periodo anche la Risiera fu campo profughi. Cosa che qualcuno sapeva, molti no. Anche la Risiera, dove adesso c'è un supermercato con un parcheggio, era stato creato un campo profughi e quando i profughi arrivavano tanti dall'Istria, addirittura nelle celle proprio della stessa Risiera, quelle
dove prima c'erano gli internati che poi venivano mandati o bruciati lì o mandati in Germania, anche quello fu un momento dove certe famiglie vissero in quei loculi. Pensate il dramma. Fa un po' impressione solo sentirlo. Allora, che effetto fa indicare proprio quella che è stata la propria casa, insomma, su questa piantina? C'è il distacco degli anni o c'è comunque, rimane un sentimento inespresso probabilmente? Insomma, credo che non sia... Intanto mi dispiace che non c'è mia mamma e mio papà, mio fratello lo porterò a vedere, che vedono dove hanno dovuto vivere per alcuni anni e dove anche nei disagi. Io piccolo non mi ricordo molto dei disagi, mi ricordo invece della comunità che si giocava con tutti gli altri bambini, che si andava in chiesa, che si andava in asilo, era tutto una festa, ma in realtà per i nostri genitori e anche per i nostri fratelli più grandi era drammatico dover dire ai propri coetanei con cui andavano a scuola sono del campo profughi, sembrava quasi una vergogna, quindi molta emozione. C'era la stigma, no? Sembrava quasi che uno avesse fatto qualcosa e per questo l'avessero cacciato. Ecco, poi Trieste c'era, dopoguerra, comunque problemi di lavoro e quindi anche questa altra gente che arrivava già in problemi che c'erano, anche su questo c'erano due miserie che si scontravano e anche questo era un motivo di veramente poca dignità, ecco, c'era per tutti noi causa le vicende belliche e quelle dopo la guerra. Presidente, che cosa succedeva quando una famiglia lasciava il campo? Era un momento probabilmente sotto certi aspetti di festa, però probabilmente anche un momento di tristezza, perché comunque andavano via, che so, gli amici, non doveva essere semplice nemmeno quel momento per chi poi rimaneva. Sì, soprattutto laddove c'erano rapporti di amicizia, sia fra bambini che anche tra adulti. Dipendeva da dove questi andavano, perché certi addirittura emigravano, certi andavano in Canada, andavano in altre parti dell'America e lì si sapeva che non si poteva più rivedersi ed era veramente una tristezza. Molti invece andavano in posti dove avevano ottenuto la casa dell'Opera Profughi in zona triestina, addirittura qualcuno a Borgo San Mauro ed era un viaggio pensare da Muggia arrivare a Borgo San Mauro. Mi ricordo che a noi la prima casa che ci offrirono era proprio a Borgo San Mauro, ma mio padre lavorava, seppur saltuariamente, a Muggia, aveva solo una Vespa o una Lambretta, era impossibile, abbiamo dovuto rifiutare perché era troppo distante. Ma altri andavano a Servola, cioè dove venivano costruite queste case, qualcuno a Zindis, qui vicino proprio a Muggia, ecco, quindi già si sapeva e per un periodo ci si anche frequentava con la famosa 20, la filovia che prendevamo ad Aquilinea, si andava in città e lì si andavano a trovare le famiglie e gli amici. Il curatore della mostra è Francesco Fait. Come si è assemblato il materiale? Cioè il materiale proviene, immagino che le foto le abbiano fornite le stesse persone, insomma, quindi quello è sempre... Però per esempio tutte le piante, tutti i documenti ufficiali, quelli come siete arrivati a metterli insieme? Ma negli ultimi anni, non da tanti anni, le prefetture che avevano gran parte del materiale, perché erano le prefetture che si occupavano, la post bellica prima, il ministero, la prefettura dopo, di sistemare le persone, e hanno dato tutto il materiale o quasi tutto all'archivio di Stato e quindi con l'archivio di Stato o gli archivi dei comuni, per Trieste, per Muggia, abbiamo ottenuto tutto questo materiale più particolare. Le foto, questo delle foto e delle testimonianze è un work in progress, in realtà questo è importante anche sottolineare. Abbiamo fatto, il curatore ha fatto quasi 40 interviste, non le ha tutte sbobinate, le foto ci stanno arrivando ancora, quindi questa è una mostra che crescerà anche perché in qualche modo dovrà girare l'Italia per creare quella sensibilità che oggi c'è di sapere dove questi poveri 350.000
sono finiti. Perché poi appunto c'è un aspetto importante e, non vorrei dire politico, della mostra, perché il termine non è proprio, però insomma certamente è un invito a riflettere su quello che successe non tanto appunto immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Qui viene un po', come dire, le tragedie rimangono in sottofondo, vengono in qualche modo scavalcate, però è pur vero che tutto nasce da quello appunto che è successo in queste terre dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E se appunto poco si conosceva fino a qualche tempo fa, anche nel resto d'Italia, di quegli avvenimenti, ancor meno si conosceva appunto dei campi profughi, della vita dei campi profughi, eccetera. Quindi c'è anche una missione, diciamo di verità anche alla fine. Sì, questa è un'operazione culturale, storica ma in realtà culturale, far conoscere appunto e ridare dignità, ma far conoscere un aspetto alla fine importante dei territori dove noi siamo stati inseriti o insediati. Vale per Trieste, ma in realtà studi simili, se non di questa portata, perché Trieste era il massimo, si stanno svolgendo in tutta Italia e prossimamente cercheremo di metterli anche tutti assieme, proprio per dare un Atlante completo dei famosi 109 CRP che erano sparsi, che poi il numero non è proprio esatto, da Trieste a Fertiglia, a Termini Imerese vicino a Palermo, ad Aosta. Cioè è un lavoro che stiamo facendo che, ripeto, è un lavoro non solo di verità storica, ma anche culturale, di ridare dignità alle persone. Domenica... ecco, questo è anche importante, no? Infatti, sì. Domenica, sabato, anche domenica, alla mostra c'erano tante persone, dove c'erano anziani con i nipoti, a cui mostravano, ecco, e questo mi ha emozionato tantissimo, perché è un aspetto della vita, ma è importante conoscerla, e questa mostra di questo si sta facendo carico. E anche un po' il fatto che appunto i nonni accompagnino i nipoti è anche una sorta di... è come se una linea familiare, ma non solo, non si interrompesse, no? Assolutamente, che non si interrompa e si spieghi appunto. Io naturalmente porterò mio fratello, ma anche i suoi figli e anche i suoi nipoti, proprio a vedere, perché è importante che capiscano questo collegamento alla terra d'Istria, dove vivono oggi a Trieste, è molto importante. Chiudiamo, Presidente, con una domanda personale, se posso farla. Qual è il suo ricordo principale dei campi? C'è qualche immagine, qualche momento particolare, qualche appuntamento che magari nella routine quotidiana si ripeteva, che le è rimasto particolarmente impresso? Ma ce ne sono diversi, ma uno, l'altro giorno all'apertura della mostra c'era anche messa una vecchia lambretta proprio che dimostrava come ci si muoveva. Mio padre aveva una lambretta e veniva dal cantiere di Muggia, tornava a casa, alla baracca, e quando giocavamo da bambini in questa zona, questa era la stradetta che arrivava da Muggia, e io lo vedevo arrivare con la lambretta, lo fermavo, salivo davanti perché ero piccolo, non potevo stare, e mi portava fino a casa, diciamo, alla baracca, e io premevo il bottone con cui si spegneva la lambretta. Per me era una delle cose più gioiose, e immagino anche per mio padre. Ecco, questo è un altro ricordo che facevamo qui davanti in una mastella, probabilmente era estate, e ci lavavano con la mastella, io e con la stessa acqua poi mio fratello, perché c'era un po' di carenza di attività igienica, non avendo noi l'acqua nella baracca. E questo anche, no, Presidente, da sottolineare, che lo dicevamo anche prima, comprensibilmente ci sono parecchie sfumature, e questa che lei ha raccontato è una sfumatura appunto molto particolare. I bambini certamente stemperano i drammi, però come posso dire,
l'importanza di queste strutture, l'importanza di quello che venne fatto in quell'epoca deve essere assolutamente ricordata e fatta conoscere. Sono assolutamente d'accordo.